Ed eccoci in un altro luogo degli eventi, dei festeggiamenti di Sant'Augusta. Siamo nella bellissima, nella particolare piazza Tiziano Vecellio, dove anche qui ogni sera, a partire dal 17 di agosto, ci saranno degli eventi musicali. Saranno degli eventi musicali, allora, come si suol dire, dell'aperitivo, a partire dalle ore 19 fino alle ore 21 di accompagnamento. Quindi cominceremo con, come dicevo, il 17 sera con Love Sick Duo, poi naturalmente proseguiremo nella serata del 18 con Dialungo, che è un altro bellissimo gruppo da ascoltare, con musica proprio di accompagnamento per questo momento particolare che abbiamo deciso di creare in Piazza Vecellio. E poi naturalmente lunedì ci sarà un appuntamento con il Luder, che è pop rock cover band, che terrà sempre compagnia in questa serata. Poi a partire sempre nella giornata del martedì 20 avremo la Locanda dei Bardi, che è già un gruppo arcinoto, quindi non ha bisogno di grandissime presentazioni, e poi la serata del 21 di agosto ci sarà un momento dedicato al gioco con un mago stravagante, quindi sempre a partire dalle ore 19. E qui aggiungiamo, visto che siamo in piazza Vecellio, qui c'è la bellissima via Paietta, dove oramai da qualche anno si svolgono il mercatino dei bambini, che ricordo andrà in scena sabato e domenica a partire dalle ore 16 alle ore 19, grosso modo, dove i bambini possono scambiare i propri giochi. Oramai un evento che fa parte della storia dei festeggiamenti di Sant'Augusta, parliamo di oltre 10 edizioni sicuramente, e che vede una grande partecipazione di bambini, e quindi sotto gli archi troveremo bambini con i loro giochi pronti a scambiarli con i propri coetanei.